famiglie che sono chiaramente in ginocchio anche per il caro vita che riguarda dai generi alimentari alla benzina, infine anche con le rette delle case di riposo. Quindi un problema enorme che va gestito. I dati allarmanti diffusi nei giorni scorsi dai sindacati dei pensionati, che denunciano un aumento mensile di quasi 300 euro in media per le rette delle case di riposo, sono stati presi in mano anche dalla consigliera regionale Baldin, che ha incontrato varie associazioni del settore per capire come far fronte al problema. La soluzione c'è, dice Baldin, basta attuarla. Abbiamo individuato la strada, quella di un contributo da parte della Regione per venire incontro alle famiglie più in difficoltà, guardando l'ISEE del nucleo familiare. La Regione Emilia-Romagna, non a tanti chilometri da qui, lo sta facendo mettendo il 50% del contributo regionale per le fasce ISEE più fragili, quindi è una misura fattibile, lo dobbiamo fare assolutamente, iniziando anche a mettere sul piatto quella che è la riforma delle IPAB, che è un progetto di legge a prima firma Zaia, datato 2020, quindi sono passati diversi anni, una riforma che ci vede l'unica regione insieme a Sicilia e Calabria a non averla ancora affrontata.